Allora eccoci qui, sempre dalla nostra postazione live, siamo nell'intervallo della gara tra Checco lo Scavigollo e Sfizi dell'Imperatore, ma ci ha raggiunto il protagonista che sarà del prossimo match, ovviamente il ragazzo del Luzzoro Caffè, parliamo del portiere Fabio Ferrari. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, partita importante per voi perché siete a 2 vittorie e un pareggio, questa sera potete allungare proprio contro l'80 Voglia di Samba che è sotto di voi di un davvero da non perdere. No, un'occasione importante, diciamo ci giochiamo tutto perché poi dopo andiamo a giocare contro Pizza Luigi che è una squadra straordinaria, quindi oggi dobbiamo vincere per forza e staccare appunto 80 Voglia di Samba. Hai detto bene, settimana prossima insomma ci sarà Pizza Luigi, questo mi fa capire che il campionato lo stai seguendo. Che idea ti sei fatto di un girone, il vostro, che è davvero molto molto difficile? Ma è un girone molto equilibrato con sicuramente Pizza Luigi sopra tutti, ma di almeno 2 spanne. Noi cerchiamo di fare il meglio, siamo un gruppo di ragazzi metà dal calcio a 5 che ormai sono 5-6 anni che ogni anno ci ripresentiamo qua e stiamo facendo bene tutti gli anni, speriamo anche quest'anno. Grazie, grazie davvero a Fabio Ferrari del Luzzoro Caffè, ci vediamo ovviamente nei prossimi appuntamenti. Arrivederci. E allora, come detto, siamo nell'intervallo di questa seconda gara di campionato. Come sentite alle mie spalle il fischio inizio sta per dare il via al secondo tempo. Allora io vi lascio nuovamente la telecronaca di Marvin Angeloni per seguire Checco dello Scavigollo contro Sfizi dell'Imperatore. A tra poco.